fare il punto della situazione per i propri referati, per le proprie magari tematiche di competenza. E allora, volendo partire un attimino innanzitutto con i miei referati che ho seguito, e volevo un po' ripercorrere quelli che sono stati gli obiettivi, quelle che sono state le tematiche che abbiamo ottenuto quest'anno, e vorrei innanzitutto magari partire dalla semplice immagine che sono l'esposizione permanente delle bandiere nel municipio, che siamo riusciti a lasciarle permanentemente esposte, e ne sono 3, quello dell'Europa, dell'Italia e della Regione, e aggiungeremo anche quella della città di Chioggia, che il porta-asta che è stato modificato ci permette di accogliere, quindi 4 bandiere saranno sempre esposte. Ci sembra un'immagine che l'istituzione deve dare, come sede, come palazzo istituzionale, deve essere rappresentato, e questo è un piccolo simbolo che magari lo rappresenta appieno anche sotto questa forma. C'è stata l'aggiunta della bandiera blu, che l'abbiamo messa all'alto e che è stata rimossa perché la stagione balneare oggi è finita. Volevo dopo un attimino anche parlare di quelli che sono un po' i servizi demografici, l'anagrafe, lo stato civile elettorale, sottolineando che abbiamo istituito ed è operativo il registro della bigenitorialità, e abbiamo celebrato le prime unioni civili, e quindi anche sotto questo aspetto c'è stata già un'importante svolta sotto anche l'aspetto della società, ottenendo un grande risultato per quanto riguarda anche le unioni civili. Ne sono già state celebrate un paio, 3. Ne sono già state celebrate. Un altro importante risultato ottenuto per quanto riguarda i servizi demografici, l'anagrafe, lo stato civile, e lo presento magari anche prima, è la carta d'identità elettronica. Anche questo strumento è operativo da pochi giorni a questa parte. Henry magari sta cercando il portafoglio per far vedere, ce l'ha giù, che già si è munito della carta d'identità elettronica. È una carta che prevede, che ha un chip e all'interno del quale sono contenute delle informazioni come ad esempio l'impronta digitale o altri dati. Ne sono già state fatte e rilasciate oltre 300, e ha supportato una modifica dell'ufficio anagrafe con l'implementazione di software e strumenti adeguati, nonché uno scanner per acquisire anche le impronte digitali. E quindi siamo operativi, siamo tra i primi comuni nel Veneto ad aver attivato questo servizio. Per il rilascio